Eccoci pronti per la seconda stagione di Giovedì a Corte, qui dal centro commerciale di Corte Santa Maria a Sassari. Oggi con noi il campione di pugilato Salvatore Rittu, parleremo della sua carriera e dei suoi nuovi progetti. Poi avremo tanto altro, da Sardegna Dies, un bellissimo servizio sul monumento appena inaugurato della Brigata Sassari e poi un'intervista di Icori Bichesu a Walter Falchi, che è il presidente di MSP Italia della sezione di Sassari, per un evento di questa domenica, Sport Insieme, da seguire assolutamente. E inoltre, ovviamente, come sempre, vi daremo tutte le dritte e le informazioni per gli eventi del fine settimana. Noi ci vediamo fra 60 secondi, siamo qui pronti per partire. La struttura sportiva Le Querce è dotata di tutti i comfort e consente di vivere l'esperienza del calcio nella massima tranquillità, immersi in un'oasi naturale a 2 passi dal centro della città. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Eccoci qui con Salvatore Rittu, benvenuto Salvatore qui a Corte Santa Maria. Grazie mille. Tutto bene? In forma come sempre? Assolutamente, tranquillo e sereno. Tranquillo e sereno perché un pugile, la tranquillità e la serenità... L'equilibrio è fondamentale per la performance. Bravo, perfetto, perfetto. Senti, una grande carriera, adesso una scuola di box e dei nuovi progetti che poi insomma, ne discuteremo, ne parleremo insieme. Il tuo lavoro continua quindi alla grande, però facciamo un appunto insomma, di questa grande carriera che ti ha portato a essere uno dei più grandi pugili sardi, insomma, e non solo, o no? Assolutamente, sono orgoglioso della mia entità sarda, ma specialmente sono orgoglioso di quello che sono riuscito a conseguire grazie alla mia perseveranza nel non mollare mai nonostante tutti, diciamo, gli ostacoli che ho incontrato nella mia carriera. Sono diventato il primo campione italiano massimi leggeri nel 2009, rappresentando la Sardegna, e diventare campione d'Italia e rientrare in terra e sentirti il primo a aver fatto questa grande impresa, in quanto il sardo viene sempre riconosciuto piccolo, basso, e io è vero, comunque sei alto tantissimo, tra l'altro. Io che prima altro che sardo piccolo basso, ragazzi. Che rientro in questa categoria anomala, e poi dopodiché nel 2015 aver ribissato questo grande record, vincendo anche nella categoria dei pesi massimi, per me è un grande motivo d'orgoglio. Ecco, io ho visto questa differenza, scusa, me la puoi spiegare? Pesi massimi leggeri e pesi massimi, hai vinto questi 2 titoli? Sì, la categoria dei massimi leggeri è una categoria che ha un limite massimo di 90 e 770 kg. La categoria dei massimi è quella oltre, cioè dai 97 in poi è free, cioè nel senso puoi combattere con avversari che pesano anche 30 kg, 20 kg in più di te. Ah, cavolo, poi è tutto completamente libero, quindi dopo puoi Sì, trovare... è una categoria comunque immensa. Cavolo, Era una categoria che non mi apparteneva, però vista l'occasione di poter fare un record, all'epoca avevo deciso di accettare la sfida. Beh, e l'hai vinta, sì. Nel mezzo un altro premio ancora, perché è quello del titolo intercontinentale mediterraneo? Sì, ho vinto il titolo intercontinentale IBO e il titolo IBF, cioè nel 2009, dopo che mi sono laureato e ho difeso più volte il titolo dei massimi leggeri,
ho avuto diciamo un 2010 strepitoso fino all'interruzione della mia carriera per un grosso problema fisico che mi ha tenuto fuori per quasi quasi un anno e mezzo sotto il punto di vista dell'attività pugilistica, e poi però per altri 2 anni per varie problematiche di natura, tra cui la morte del mio maestro Alberto Mura. Quindi un 3 anni di periodo brutto, ma che tu avevi lo stesso la testa per cercare di ricominciare? Diciamo che sono stati 3 anni veramente comunque molto molto impegnativi, perché comunque ho vissuto una condizione psicofisica devastata, Sì. cioè colpito Beh, da un immagino, problema cavolo. fisiologico, 2 aritmie cardiache importanti che dopo un anno di dure lotte sono riuscito a risolvere, a ritrovare diciamo, l'idoneità, però per un pugile che in quel momento era imbattuto, avevo 22 match ed ero nelle classifiche comunque in più importanti a Sì. livello europeo, Vabbè. non voglio dire mondiale perché sarei troppo presuntuoso, però sicuramente i miei sogni potevano essere importanti in quel momento della mia carriera. Purtroppo ho avuto questo stop che mi ha fatto conoscere l'ansia, il panico. Brutte bestie per un Brutte pugile. bestie, sì. Non solo per un pugile, però No, per un soprattutto pugile, poi, specialmente che devi andare in uno sport dove ti devi confrontare, dove l'80% della tua performance è dettata dalla testa e il 20% dal fisico, a mio avviso, questo è il mio parere personale, non è stato semplicissimo, però nonostante ciò sono riuscito a riprendere la mia carriera in mano. Bene. Ho conosciuto la prima sconfitta nel 2011 mentre facevo comunque una semifinale internazionale EBF che mi avrebbe portato comunque alla possibilità di fare un europeo o addirittura di sfidare un possibile campione che decideva di fare la difesa mondiale contro di me. Una delle rare sconfitte, forse 1 o 2 in tutta la tua carriera. Ho 33 match e 30 vittorie, ho conseguito 3 sconfitte. Sì, Perfetto, sì. è un grandissimo Però filotto. penso che tutte e 3 le sconfitte sono dettate da condizioni ben specifiche e definite, che sono quelle più che altro mentali e psicofisiche. Certo. Cioè ho avuto la fortuna di non aver mai preso una lezione sul ring, quindi le lezioni vere le ho prese in quelle della quotidianità, nella vita, Certo. che però ho sempre saputo reagire. Sì. Senti, una grande carriera, ne stiamo parlando, abbiamo visto i successi e tutto. Io voglio fare un po' il curioso però, ma la scintilla iniziale. Quando ci sono grandi sportivi come te qui su questo palco mi interessa sempre sapere come è iniziato tutto questo amore per la box. Allora, ho avuto diciamo, la sfortuna o forse fortuna di iniziare in una fase che avevo comunque 23 anni, in concomitanza diciamo, con la nascita di mia figlia. C'era stata una prima apparizione a Porto Torres che avevo provato a praticare, però non era nato la fiamma. Poi dopodiché ero ritornato qua a Sassari, in una palestra qua di Sassari, e avevo fatto comunque una discreta diciamo, attività dilettantistica, sino a che poi dopodiché il vero amore è nato nel momento in cui sono arrivato a Porto Torres, nella mia città, e ho avuto a che fare con un maestro di vita, un uomo che per me oggi è comunque una grande fonte di ispirazione, che è Alberto Mura, che ha comunque lanciato la mia carriera, ha lanciato diciamo, buona parte dei miei successi, e se oggi sono anche questo lo devo molto alla sua persona. Mi è perso di capire, quindi nei professionisti sei arrivato tardi, è vero? Assolutamente sì, perché comunque ho fatto una parentesi tra i dilettanti tra il 2003 e il 2007, però tra il 2005 e il 2007 ho fatto comunque la fase preolimpica, frequentando più volte la nazionale italiana, avendo la possibilità comunque di confrontarmi con i migliori dilettanti, ho avuto la possibilità di crescere in quel momento lì. Certo. Poi avendo comunque le porte chiuse all'epoca da gente come Clemente Russo, Camarelle, oggi che è ancora gente che sta nel giro dell'Olimpionico, allora ho preferito optare per quello che è un processo naturale. A mio avviso esiste il dilettantismo e poi esiste il professionismo, nonostante tutte le difficoltà che in Italia ci sono per poterlo praticare. La tua storia l'abbiamo vista anche prima nelle immagini che abbiamo un po' rubato dalla rete, in un doc film autobiografico, giusto? Sì. Realizzato da, me lo ricordi? Simone Cicalò, che ce l'ho qua segnato, Diamond si chiama. Bella esperienza. È stata un'esperienza molto, diciamo,
provante a livello emotivo, perché comunque ripercorrere tutte quelle ferite, tutte quelle gioie, tutte quelle emozioni che avevo provato in un cassetto, e ogni qualvolta lo riguardo per me è molto motivante e stimolante, immagino, certo. però allo stesso tempo c'è la parte interiore, che c'è sempre quella parte di te che viene colpita, la parte che ci sono due persone che hanno fatto, diciamo, non la ciliegina, non voglio usare neanche il termine ciliegina, sono state il collante, che sia Alberto Sì. che Maurizio Zeroni sono due persone che mi hanno reso comunque l'uomo che sono oggi. Ci tengo comunque a precisare questo punto di vista, perché ognuno di noi, penso che nella vita ha bisogno delle guide, e non sempre le guide sono i nostri genitori, alle volte possono essere delle persone esterne. Vero. E loro hanno fatto sì che comunque io oggi ho trasformato, diciamo, la mia passione nel mio lavoro, Il tuo lavoro e la tua vita. nella mia vita, Nella cioè, tua perché vita. la box oggi Certo. è diventata la vita, ma perché comunque il ring fondamentalmente è vita. Chi ha avuto la possibilità e la fortuna di entrare tra le quattro corde sa che non è una metafora quando dici che il ring è vita, Sì. perché se sul ring puoi fare tutto fuorché mentire, cioè se fuori nella vita quotidiana sei un gallo e sul ring Lì non c'è troppo da scherzare, beh, no, è vero. lì no, assolutamente Comunque no. Diamond su YouTube, è caricato anche su YouTube, andatelo a vedere perché è veramente un docufilm, è la storia, l'autobiografia di Salvatore Rittu, veramente bello, io l'ho visto. Senti, dalle immagini di Diamond passiamo ad altre immagini, allora andiamo a vedere questa inaugurazione del monumento della Brigata Sassari in Piazza Castello. Con piacere. Che dici, Brigata Sassari? Brigata Sassari è comunque Tanta roba. è un'immagine di Sassari molto importante. Vai allora, Cesare, mandaci queste immagini di Sardegna DS. Ed eccola qua, era l'inaugurazione di questo monumento della Brigata Sassari. Un saluto alla Brigata Sassari e a tutti i suoi uomini che sono sempre in giro per il mondo a fare le missioni più importanti, loro ci sono. Giusto Salvatore? Sicuramente tu la conosci benissimo, la Brigata Sassari, che stiamo a parlare così alla grande. Senti, andiamo nella tua scuola, portaci dentro la tua scuola. Allora, scuola si chiama Boxing Team Rittu. Sì. E dov'è? Si trova a Latte Dolce,
all'interno diciamo delle piscine, la struttura si trova lì. La struttura è quella lì, quella della Sì. piscina di latte dolce, ok? Sì, siamo Quindi, all'interno. Diciamo che la palestra nasce fin dall'inizio con una mia idea di socializzazione e un luogo di aggregazione, perché sì. comunque ho sempre vissuto la palestra, io come... Ecco qua che vediamo delle immagini, qua ci sono anche i più piccoli e poi mi spieghi che devo farti due domande. Comunque dicevi come luogo di aggregazione, giustamente. come luogo di aggregazione, come una grande famiglia, perché per me, come ti ho detto poc'anzi, i miei maestri sono stati come Certo. due padri fondamentalmente che mi hanno dato illuminato, ma è un posto anche dove comunque vai magari affrontare le tue paure, l'idea di sfattare quel tabù, ma comunque che... diciamo quelle persone che descrivono la box come uno sport violento e anche l'amatore diciamo che si affaccia a una disciplina così faticosa e così diciamo impegnativa, poi quando scopre il mondo della box nel 90% dei casi rimane affascinato. Ho la fortuna di avere un grande team, di avere una grande squadra, perché comunque da solo non avrei potuto fare niente. Certo, da solo è sempre difficile, è quasi impossibile. Diciamo, giusto? siamo una grande famiglia e fondamentalmente forse io mi posso ritenere il leader di questo grande gruppo, però a seguito ci sono tanti altri leader, collaboro comunque in questo progetto con mia sorella che è la presidente, Sì. anche lei fa parte del, diciamo, in termini attivi Una grande famiglia, insomma. una grande famiglia. Senti, Poi, io vedo queste immagini di bambini e mi fanno impazzire, ma quindi adulti e bambini, ma questi bambini qui, come imposti un allenamento a bambini così piccoli tra l'altro? allora, Che io età hanno? ho la fortuna ai bambini che ho a seguito, diciamo il responsabile dei bambini è Gabriele, che è anche lui ha una grande storia, è un pugile professionista che io nel momento in cui facevo l'attività professionistica facevo Sì. ho fatto sia l'allenatore che diciamo, l'atleta, ho fatto per un periodo queste due fasi qua e oggi è lui che si occupa diciamo insieme a Ermanno di tirare avanti il gruppo dei bambini. L'attività per i bambini è un'attività fondamentale perché comunque oggi i bambini purtroppo ahimè hanno una sfortuna, non conoscono più diciamo, il loro corpo, non hanno idea di cos'è la distanza, di cos'è il pericolo, perché comunque sono diciamo tu se vedi un bambino oggi nel 90% dei casi oggi ha un telefonino in mano, questo telefonino sicuro. quindi non gli fa rendere conto cos'è magari il tempo, cos'è lo spazio, cos'è il pericolo, diciamo in palestra, specialmente in fase adolescenziale molto piccola, o meglio da bambini iniziano a ritrovare il piacere del gioco, perché comunque all'interno della palestra la lezione viene sviluppata in una parte di gioco e in una parte di coordinazione motoria, Certo. dove comunque c'è una Quindi, parte di apprendimento tecnico, però alla base di tutto questo c'è la disciplina, le regole e il rispetto, che è Benissimo. tutto quello un po' che trovi nella quotidianità. Perfetto, un insegnamento a 360 È un gradi. insegnamento a 360 gradi ed è un avvicinamento, diciamo, a quella che poi diventa la box agonistica, che ci si può affacciare solo al compimento del 13° anno di età e lì allora tutto cambia forma perché comunque lì devi... pugili, per quanto alle volte cerchi di diventarci, è un essere, cioè devi sentirlo dentro, Certo, gli altri sì, ti sì, possono sì, portare a farlo, però è un qualcosa che certo. deve venire da dentro te. Quello è uno step poi che un bambino, un ragazzino, un adolescente poi deve fare, deve pensarci, deve vedere. Senti, invece per gli adulti ci sono i corsi per gli adulti? Sì, per C'è gli già adulti- qualche campione? Ma Promettente? per gli adulti Com'è? diciamo che noi siamo una società nata nel 2013, quindi siamo una neosocietà, giovane. 6 anni, sì, una società giovane, comunque ci sono tanti giovani interessanti, ambiziosi e speriamo che comunque nei prossimi eventi futuri di riuscire a tirare fuori qualcosa di buono, però comunque con Gabriele Cossu abbiamo conseguito un titolo Italia Elite ed è un grande risultato storico, era più di 30 anni che non si raggiungeva un risultato così. Con Alessandro che era allenatore del Mastro Gavino Mura abbiamo fatto un bel bronzo ai campionati d'Italia, comunque già dei piccoli risultati importanti che poi piccoli non sono, li abbiamo già ottenuti. Sicuramente c'è tanto da lavorare umilmente a testa bassa e iniziare a costruire qualcosa. È una semina lunga la box, non è un qualcosa che
schiocchi di dita. Vengono anche immediatamente. solo per allenarsi nella tua palestra, se non sbaglio, magari per cioè, No, per c'è come anche, dire, esercizi di concentrazione nella la vita box normale. Cioè, è molto diciamo, stimolante a livello adrenalinico, ma allo stesso tempo anche a livello di scarico endorfinico, quindi ha tutta una serie di componenti che anche la semplice persona amatoriale si può che poi non va a fare gli incontri, che però viene... che poi non va a fare gli incontri, vai, però viene per ecco, tenersi in forma, certo. oppure per trovare un suo forma mentis, dove quel luogo diventa un luogo di socializzazione, un luogo di conoscenza o un luogo per tenersi in forma. Perfetto. Diciamo che la palestra è vissuta a 360 gradi, l'agonismo diciamo, è il fulcro principale, sì, poi ci sono sì, tutte sì, le sì. ramificazioni secondarie che Benissimo, vengono in una dopo. grande famiglia, come una ci hai grande- già spiegato in prima. una grande famiglia funziona così. Senti Salvatore, tu giri per eventi in Sardegna, sagre, feste, ti piace mangiare, ti piace... Ma io tendenzialmente sono più per le culture, mi affascina molto la quindi storia, la cultura, spettacoli, che più per il mangiare, per, diciamo che sei sempre stato a Stecchetto tutta la vita, no? sono stato quasi 20 anni a Stecchetto. Quindi non sei abituato, nonostante sei in una regione fantastica, la Sardegna, Ma che diciamo che a sono livello enogastronomico è qualcosa di fenomenale, non però non sono è sportivo, acculturato. ragazzi. Salvatore è un super sportivo. Senti, allora ti faccio vedere gli eventi di questo fine settimana, quelli selezionati da noi con Free Time, che è la nostra rubrica di eventi, tutte le dritte, i consigli, e noi dopo Free Time torniamo qua con Salvatore Rittu. Vai con Free Time. E adesso non pensa più a niente quando chiude gli occhi. A Sassari dal 27 febbraio al 1 marzo Choco Moments. 4 giorni dedicati al mondo del cioccolato artigianale con la realizzazione della pralina di Sassari, corsi per bambini ed adulti e la maxi tavoletta da 30 metri a sostegno della Lilt. Troviamo maggiori informazioni sulla pagina Facebook Choco Moments Fabbrica del Cioccolato. Inizia a tour il 29 febbraio Tulipani in Sardegna. È l'evento dedicato a tutti gli amanti dei fiori e della natura in genere, il più grande vivaio a cielo aperto dell'isola che quest'anno conta più di 300.000 fiori. Per saperne di più basta visitare la pagina Tulipani in Sardegna. Mezza maratona del giudicato a Oristano il 1 marzo. 21 km, 12 km competitive, più una camminata ludico-motoria di 5 km e un percorso di fit walking di 12 km. Tutto questo è la mezza maratona di Oristano. Tutte le info sulla pagina Mezza Maratona del Giudicato l'Orto di Eleonora. Anche questo weekend continua a Cagliari Oblio Horror Circus, lo show più inquietante dell'anno che ogni sabato e domenica si sdoppia in 2 spettacoli, alle 18 e alle 21:30. Info e contatti li troviamo sulla pagina Oblio Horror Circus. Ultimo fine settimana di carnevale con tanti appuntamenti in giro per l'isola: Alghero, Olbia, Arzachena, Dorgali, Guspini e il carnevale vittoriano a Villa Fanni a Cagliari. Se volete segnalare o promuovere un evento, inviate una mail a info@sardinianlife.it. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. La struttura sportiva Le Querce è dotata di tutti i comfort e consente di vivere l'esperienza del calcio nella massima tranquillità, immersi in un'oasi naturale a 2 passi dal centro della città. Rieccoci con Salvatore e Rittu. Allora, abbiamo parlato un po' di tante cose, ma adesso ci tengo veramente a parlare di una cosa con te, il tuo futuro, i tuoi nuovi progetti. Abbiamo sì parlato di palestra e di quello che fai, però c'è un progetto veramente interessante che solo il titolo dice tutto, perché si chiama Diamo un pugno al bullismo.
Spiegaci un po'. Beh, come ti ho detto poc'anzi, fin dall'inizio la mia idea nasceva con quella comunque di riuscire a portare sulla stessa linea sia il progetto Sì. sociale che il progetto sportivo. Adesso che diciamo la mia carriera è giunta a termine, cerco di ricavarmi dello spazio per il sociale. Insieme a Federico Farina, un mio carissimo amico, abbiamo così parlato un po' insieme, abbiamo pensato di creare un progetto dal nome Diamo un pugno al bullismo. Abbiamo fatto il primo evento in una scuola di Punti e ha riscosso un grande Sì, successo. ho visto qualcosa in rete, almeno 100 studenti c'erano. Sì, c'erano 100 studenti, da lì si sono... È stato più facile salire sui ring quando hai vinto i titoli o parlare davanti a 100 studenti? Ma diciamo che per me è Com'è? stato abbastanza semplice parlare davanti agli studenti, perché comunque avendo vissuto entrambe le fasi di bullo e bullizzato, mi sono ritrovato diciamo, in un contesto che mi ha riportato al passato e al presente, comunque dove tutti i giorni anche all'interno della palestra vengono persone che cercano di uscire magari da contesti dove sono bullizzati, perché comunque oggi anche gli adulti sono bullizzati, in realtà infatti lo dicono i dati. Col cyberbullismo arriva ovunque. Poi col cyberbullismo quindi... oggi si è amplificato tutto, il bullismo è sempre esistito, oggi il cyberbullismo è stato diciamo un'amplificazione, un po' come sta succedendo adesso col coronavirus, diciamo. Ecco, È stata un'amplificazione totale. Quindi abbiamo avuto l'idea di iniziare questo progetto, andando nelle scuole, sensibilizzando e io diciamo spogliandomi a nudo delle mie emozioni e dei miei racconti passati abbiamo creato comunque un qualcosa di molto dinamico dove all'interno dei diciamo di quest'ora e mezza con i ragazzi facciamo mandiamo il documentario Diamond, che anche lì comunque ci sono molti aspetti che parlano di bullismo, di resilienza, e di la capacità di trovare dei punti di riferimento nella vita, elementi fondamentali. E con quello poi dopodiché creiamo un dibattito con i ragazzi che poi dura alle volte 10 minuti, alle volte dura mezz'ora e alle volte non vorrebbe neanche smettere, come è capitato a Ozieri che c'era una platea di oltre 200 persone ed è stato molto bello ed emozionante comunque riscoprire i valori anche nelle domande che ti vengono fatte e la curiosità. Io so che tu apri le porte alla tua palestra poi a tutti questi ragazzi che incontri per vedere ma diciamo che io non voglio passare per quello santo che apro le porte, io penso che qualunque palestra dove vai e pratichi attività sportiva oggi è fondamentale, perché comunque nello sport trovi sempre il modo comunque di metterti magari in discussione, di metterti comunque a confrontarti, oppure puoi trovare anche un amico all'interno di un contesto dove magari hai il bisogno di aprirti e trovi una persona. Quindi la mia idea è quella proprio che associato al bullismo ci deve essere un progetto sportivo ben strutturato che stiamo cercando di portare avanti a 360 gradi, ma per la sensibilizzazione verso lo sport e sicuramente verso la box, che è uno sport dai grandi valori e dalle grandi discipline, rispetto, come ti ho detto poc'anzi. Qualche ragazzo che magari ti ha sentito in questi interventi, l'hai visto venire nella tua palestra o andare in palestra dei tuoi colleghi? Mi è capitato, abbiamo fatto circa una decina di appuntamenti, un po' per tutto il nord Sardegna, quindi non è stato molto bello riscoprire in alcuni dibattiti dove c'è stato qualche capitato, da una parte c'erano i bulli, dall'altro c'era il bullizzato, che ha avuto il coraggio con la comunicazione di riuscire a trovare il coraggio di esprimere le sue paure, oppure è capitato che magari tramite i social mi scrivessero e mi chiedono magari dei consigli, è capitato che qualcuno si è avvicinato alla palestra, sono convinto che magari sia andata anche in altre palestre, però per me la cosa più importante è la sensibilizzazione a questo. Molto bene, molto bene. Continueranno? Hai altri appuntamenti che sai, che ci puoi dire? Assolutamente sì, sicuramente adesso farò un appuntamento ad Alghero, un appuntamento a Castelsardo e poi ci sono alcuni progetti in ballo
con l'associazione Paolo Medas, che abbiamo fatto una connessione, abbiamo fatto una sorta di fusione perché anche loro avevano un progetto sul bullismo. Sarò affiancato comunque da uno staff dove ci sarà un avvocato, ci sta un pedagogista e faremo una certa struttura. faremo una struttura perché comunque per poter fare certi tipi di lavoro, per farli in maniera professionale, è necessario avere l'appoggio di più persone, non si può essere bravi in tutto ciò che si fa. Molto molto bene, io ti faccio gli in bocca al lupo per questo progetto, assolutamente. Senti, Ico Ribichesu ti suona nuovo? Assolutamente, Ico è oltre il mio grande tifoso, un mio grande stimatore, è un mio grande amico, mi ha sempre, diciamo, affiancato in tutta la mia carriera, perché comunque lui c'è stato sia dal primo... Sempre, no? C'è sempre Lo so, stato, lo so. Ico. Ti dico così perché c'è un suo servizio che parla di sport, ovviamente, è l'intervista che ha fatto al presidente di MPS Italia, sezione di Sassari, Walter Falchi, perché c'è un altro evento domenica 1 marzo a Porto Torres, nella tua Porto Torres, che è Sport Insieme. Ce lo sentiamo, Ico si sente solo, meglio, sentiamo solo la voce di Ico. Andiamo a fargli compagnia, dai. Ok, dai, allora l'intervista di Ico Ribichesu, sempre per Sardegna DS e per noi ovviamente. Siamo arrivati alla presentazione dell'evento Sport Insieme 2020, siamo ospiti della sede dell'MSP Italia, nella fattispecie il suo presidente per Sassari, Walter Falchi, che ci presenta un evento che ormai è arrivato all'8ª edizione. Walter. Sì, 8ª edizione dello Sport Insieme, ovviamente una manifestazione promossa completamente a titolo gratuito dal nostro ente, a favore di tutte quelle che sono le associazioni affiliate all'MSP, per poter avere comunque sia la possibilità di fare sport in maniera semplice e gratuita. Uno spettacolo, direi. È una sorta anche di kermesse che vedrà sul parquet del Palazzetto di Città Unite di Porto Torres le varie scuole. Si parlerà di danza, si andrà sulle arti marziali e quante altre sorprese, Walter? Ma diciamo che la possibilità delle associazioni è di poter fare delle esibizioni a titolo gratuito della disciplina che svolgono, quindi avremo anche ginnastica ritmica, avremo ballo, avremo fitness, avremo arti marziali, tutto ciò che un'associazione può presentare. Ovviamente non è una competizione, ma è la possibilità proprio di far vedere quello che durante l'anno i ragazzi o anche le persone più grandi, perché parliamo anche di scuole di ballo di persone di una certa età, possono aver fatto durante l'anno e possono, diciamo, presentare sempre con lo scopo di divertirsi all'interno di un contesto molto partecipato, perché la manifestazione, essendo totalmente gratuita, ovviamente il palazzetto si riempie. C'è tanto da vedere, ci sarà da divertirsi e naturalmente, ribadiamo, 1 marzo 2020, Palazzetto delle Città Unite di Porto Torres, Sport Insieme. Sì, esatto, ci vediamo il 1 marzo. Approfitto dell'occasione, visto che citiamo appunto Porto Torres, di ringraziare il comune di Porto Torres per la possibilità di usufruire di quello che forse è il palazzetto più grande, dopo ovviamente il palazzetto di Sassari, che ci permette ogni anno di poter proporre questa manifestazione. Bene, bene, grazie a Ico. Allora, questo evento a Porto Torres questa domenica. Allora, Salvatore, siamo quasi in chiusura, siamo praticamente in chiusura. È passato velocissimo il tempo. È volato via. È volato via. Senti, diamo tutte le informazioni ai nostri amici che ci seguono. Innanzitutto, su Facebook, come seguire la tua scuola, come seguire te, so che hai una pagina. Ho la pagina Salvatore Rittu, su Instagram Tore Rittu, poi c'è la palestra Boxing Team Rittu, sia su Facebook che su Instagram. È abbastanza semplice poter Ovviamente contattare oggi con i contattare social, con i social, quindi pagina di Salvatore e pagina della scuola. Mentre per eventuali iscrizioni, per provare, per fare qualcosa, cosa consigli? Di passare in palestra? Assolutamente, è molto semplice, basta che si venga in palestra, si può fare una prova e da lì si capisce se piace l'ambiente. Certo. Sono lì allora le piscine di Lipunti, giusto? No, di latte dolce. Di latte dolce, scusa, Lipunti, hai fatto il primo intervento per quel bel progetto che mi è rimasto in testa. Ho preso io le botte, non le hai prese tu.
Ok, perfetto. Senti, grazie veramente Salvatore per essere stato con noi. È stato un piacere. Io ringrazio Cesare Donati alla regia, Chico Pio alle telecamere. Vi ricordo che per rivedere la puntata potete andare sul nostro sito, quello di Sardinian Life, che è www.sardinianlife.it. Poi per domande, per segnalazioni, per esempio dei vostri eventi da inserire nella nostra rubrica Free Time, la mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Ciao ragazzi. So let me end in my heart before. Let me end. Oh. La struttura sportiva Le Querce è dotata di tutti i comfort e consente di vivere l'esperienza del calcio nella massima tranquillità, immersi in un'oasi naturale a 2 passi dal centro della città. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.